Sono Nicola Carlotto, titolare della Nica Automazioni SAS. Partito nel 1992, ok, in partita IVA, e partita IVA mai chiusa fino a quest'anno. Speriamo bene. Ho intrapreso la mia carriera in relazione agli studi che avevo fatto all'ITIS Alessandro Rossi di Vicenza e ho cominciato a propormi come diciamo, integratore nelle automazioni industriali. Il mio lavoro si è orientato in modo particolare verso la robotica. Nel 2009 ho deciso di cominciare ad insegnare, quindi proponevo e ho proposto e cominciato a proporre dei corsi di formazione di base di elettrotecnica associati alle automazioni industriali attraverso i PLC. Nel 2019 abbiamo costruito un centro di formazione da 120 metri quadri, 12 postazioni a sedere con prototipo pneumatico pronto per eseguire ciò che si impara nella fase del corso PLC. La mia azienda è composta da giovani. Il più vecchio ha 26 anni ed è stato con me 8 anni, quindi è tirato fuori direttamente dalle superiori e è diventato anche mio socio. Diventare maestro artigiano è stato fondamentale per il riconoscimento, 30 anni di lavoro diventa interessante. Avere un riconoscimento attraverso diciamo, la regione, no? La più grande soddisfazione è quella di avere istruito un barista nei corsi PLC e adesso vedere che questo barista è conteso tra le aziende.